buonasera. Il gruppo Tre tenori e un pianoforte, composto dal maestro pianista Nicola Franco e dai tenori Nicola Nicoloso, Cristian Pietrosanti e dal sottoscritto Antonio De Asmundis, vi dà il benvenuto e vi invita a seguirci in questo breve viaggio a Napoli per parlarvi della storia della grande canzone napoletana in streaming video. Antonio, ma lo sai che fino a marzo, alla fine di marzo, sono vietati gli spostamenti tra le regioni? Ma certo che lo so, caro Cristian, ma nulla ci vieta però di viaggiare e di recarci idealmente fino a Napoli con la musica e superare così senza problemi, soprattutto senza autocertificazioni, i nostri confini comunali e regionali. Il tutto rimanendo seduti qui intorno a questo tavolino del bar con un buon caffè ovviamente napoletano. Posso servirti, maestro? Prego. Grazie. Il viaggio infatti che vogliamo fare con voi si articolerà in 3 brevi tappe che attraverseranno un arco temporale che va dagli inizi del 1800 fino alla fine della Seconda Guerra Mondiale. Vi parleremo delle origini, vi racconteremo aneddoti e curiosità su alcuni dei brani più famosi e in ogni puntata vi eseguiremo 3 canzoni tra le più belle che hanno caratterizzato quel determinato arco temporale. È il periodo che gli storici della canzone napoletana definiscono come il periodo d'oro. È il tempo in cui proliferano i grandi poeti e musicisti di Napoli e in cui vedono la luce decine di migliaia di brani bellissimi, alcuni dei quali divenuti immortali e conosciuti in ogni angolo della terra. Si sa che la canzone napoletana nel mondo è sinonimo del bel canto italiano. E infatti non c'è luogo sul pianeta in cui la canzone italiana non venga identificata con quella nata alle pendici del Vesuvio. Confermi, Nicola? Tu hai avuto esperienze, mi pare, nei maggiori teatri internazionali con ogni tipo di pubblico. Certamente, in Giappone la canzone napoletana è tipo l'inno nazionale loro. Vedi? Le origini della canzone napoletana, tuttavia, sono oscure. Gli storici sono però concordi nel ritenere che il primo canto conosciuto e situato in un'epoca storica certa sia il canto delle lavandaie del Vomero, datato, pensa un po' Cristian, intorno al 1200. Lo sapevi tu, maestro? Ma assolutamente no. E quindi risalente addirittura al regno di Federico di Svevia. Tra la fine del 1400 e gli inizi del 1500 poi fioriscono centinaia di ariette accompagnate da liuti e calascioni. Chi è che mi sa dire cosa sono i calascioni? Io. Lo sai? I calascioni. Tu lo sai? Sì. È lo strumento progenitore della moderna chitarra. Bravissimo, bravissimo. E in effetti è così. E dunque queste composizioni, accompagnate appunto da strumenti come il calascione o come il liuto, ed eseguite spesso a più voci in armonia, prendono il nome di villanelle. Si tratta di un genere di canzone agreste che diede origine ad un fenomeno musicale tra i più interessanti in Europa. Su versi napoletani scrissero villanelle alla napoletana autori come Orlando di Lasso, Luca Marenzio, Claudio Monteverdi e Giulio Caccini, i più bei nomi insomma della musica polifonica italiana. Nella seconda metà del Seicento le villanelle cedettero il passo a composizioni meno dotte, meno polifoniche, dando vita a composizioni invece popolari come Michele Mà oppure Cicerenella. La conosci Cicerenella? Poco. Cicerenella teneva un gallo, tutta la notte c'era a cavallo. Quello lì, e agli inizi del Settecento lo Guarracino. Ai primi dell'Ottocento le canzoni non si contavano più. Finalmente nel 1835 vede la luce su versi di un ottico, Luigi Sacco, e su musiche attribuite inizialmente a Donizetti, ma più probabilmente di un certo Filippo Campanella, amico del Sacco, la famosissima Te voglio bene assai. Io te voglio bene assai E tu non pensa a me. io te voglio bene assai E tu non pensa a me. Questa canzone è considerata l'atto di nascita della canzone d'autore moderna, o comunque il passaggio dalla musica popolare alla canzone d'autore. È il primo brano a partecipare alla festa di Piedigrotta, nell'ambito di una gara canora, e quest'ultima, la festa di Piedigrotta, da che era una festa esclusivamente religiosa, diventa sinonimo di festival della canzone
antesignano dell'attuale Sanremo. Con Te voglio bene assai nasce anche il primo esempio di editoria musicale. Il brano era piaciuto così tanto al popolo napoletano che ne furono stampate migliaia di copielle. Nicola, sai cosa erano le copielle? Sai spiegare che cosa erano le copielle? Certamente, erano dei foglietti con il testo e a volte qualche accordo relativo alla canzone. Ed era in voga che venivano stampate e vendute e da consentire a tutti di poterle cantare e suonare, ovviamente. Bravissimo. Questa sera però noi non vi faremo ascoltare Te voglio bene assai, ma un altro brano famosissimo composto pochi anni dopo, nel 1849, e che rappresenta il primo esempio di canzone napoletana che, varcati i confini i confini cittadini, diviene patrimonio della canzone italiana e mondiale. Stiamo parlando di Santa Lucia. Tutti sanno sul mare luccica l'astro d'argento, ma in realtà il brano nasce come brano napoletano. È attribuito originariamente a Teodoro Cottrù, compositore, musicista, poeta e letterato, che invece ebbe solamente il grande merito di datare, raccogliere e trascrivere musicalmente centinaia di canzoni, fino a quel momento trasmesse di generazione in generazione, ma solo oralmente. Quindi in pratica codificò questi brani che erano conosciuti dal popolo, ma non c'erano spartiti, non c'erano testi. Fra queste, come detto, c'è appunto Santa Lucia, che qualche anno dopo poi il Kossovic, visto il grande successo che aveva avuto a Napoli, tradusse in italiano, contribuendo a farla diventare notissima in tutto il mondo. Gli abitanti del quartiere di Santa Lucia a Napoli, tutti marinai, ne fecero il loro inno ufficiale. Ve lo eseguiremo stasera a 3 voci, iniziando dalla prima strofa nella versione originale in napoletano antico, a cui farà seguito la seconda che corrisponde alla prima strofa di quella in italiano. Come se friccica
1880 segna l'avvento nel panorama della canzone napoletana di Salvatore Di Giacomo, ovvero del più grande poeta di Napoli. Con lui nasce il cosiddetto periodo d'oro. Una fioritura rigogliosa di canti sboccia infatti tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento. È tale la perfezione di queste composizioni che taluni considerano tale periodo come quello dell'autentica nascita della canzone, vale a dire di quella particolare forma metrico-musicale che tuttora conosciamo. Salvatore Di Giacomo nasce a Napoli nel 1860, inizia gli studi di medicina ma ben presto li lascia per dedicarsi alle proprie passioni. Anzi, potrei dire un piccolo aneddoto: praticamente assiste a una specie di autopsia durante le lezioni e sviene e quindi abbandona lo studio della medicina. Era attratto invece dalla letteratura, dalla poesia, dalla narrativa e così iniziò a lavorare giovanissimo presso alcuni giornali di Napoli. Nel 1882 pubblica la sua prima raccolta di sonetti. Il successo negli ambienti e nei salotti letterari napoletani crebbe sempre di più e presto molti musicisti iniziarono a fare a gara per musicare le sue poesie. Moltissime sono le canzoni su versi del Di Giacomo, che sono diventate delle melodie celebri in tutto il mondo e che ancora oggi si cantano dappertutto. Te ne ricordi qualcuna, Cristian? Ce la puoi... Certamente, tra tante come non citare Era di maggio, Mare chiaro, Serenata napoletana, Spigole francesi, Paloma e notte. Ci puoi fare ascoltare un accenno di Era di maggio, maestro? Grazie. È una più bella dell'altra, vero Nicola? Stupende. Ma se il 1880 è considerato l'anno della svolta nella storia della canzone napoletana, lo si deve ad un brano che ha una storia tutta sua. Il testo fu ispirato dall'inaugurazione della funicolare per il Vesuvio costruita nel 1879 per raggiungere la cima del vulcano. Il giornalista Peppino Turco, fra i più brillanti e noti giornalisti del tempo, si rese conto che i napoletani erano molto diffidenti nei confronti di questo nuovo moderno mezzo di trasporto, ritenendolo poco sicuro. Pensò così di scrivere un testo allegro, brioso e orecchiabile che invogliasse i cittadini ad usarlo e così, aiutato dal maestro Luigi Densa, noto per le sue romanze da salotto, vide la luce Funiculi Funiculà. Si potrebbe dire che fu il primo esempio di spot pubblicitario, un antesignano dei moderni spot pubblicitari. Bravissimo, hai perfettamente colto nel segno, Nicola. Come fare a non ricordarsi i Funiculi Funiculà? Si potrebbe appunto dire che, come diceva Maurizio Costanzo nel Costanzo Show, consigli per gli acquisti. Fu un vero e proprio consigli per gli acquisti. L'intento era quello di invogliare e descrivere ai napoletani, ma soprattutto ai turisti, i vantaggi offerti dalla funicolare che permetteva di salire fin su in cima senza fatica, ammirando il panorama, in sostituzione di quell'unico mezzo di trasporto utilizzato fino a quel momento. Chi è che lo sa qual era? O Ciucciariello. Bravissimo, infatti Ciuccio, che non a caso è il simbolo di Napoli, no? Anche della squadra di calcio di Napoli. Fino ad allora si saliva fin su in vetta del Vesuvio in groppa al Ciuccio. In breve tempo la melodia divenne celebre in tutto il mondo, consentendo all'editore Ricordi di venderne 1 milione di copie in un anno, e tanto da indurre perfino Richard Strauss ad includerla fra i temi della sua sinfonia dall'Italia. Questa sera ve la faremo ascoltare a 3 voci. Addosso cuore grave più di spietto
funicula, funiculi, funicula, funiculi, funicula. Tu hai preso il caffè? Sì. Ok. Decaffeinato. È buono. È buono, È buono. è napoletano. Beh. Abbiamo detto che dal 1880 nasce il periodo d'oro della canzone napoletana, conosciuto anche come periodo di Giacomiano. Nel 1885 il musicista Francesco Paolo Tosti, il maggiore esponente della romanza italiana di fine Ottocento, maestro di canto addirittura della regina a Palazzo Da Queen Reale, Vittoria. esatto, decise di musicare i versi di Ammare Chiaro, una delle poesie scritte appunto dal Di Giacomo. Ebbe subito un successo straordinario ed è considerata tuttora la composizione di Salvatore Di Giacomo più famosa fra quelle da lui scritte. Si tratta di una serenata a mare, un'esaltazione della purezza e della bellezza delle acque di Posillipo sotto la luna. Di Giacomo scrisse quegli splendidi versi seduto ad un tavolino, vedete come noi, del celebre caffè Gambrinus di Napoli, che credo conoscano tutti in Che Italia. tuttora esiste. E che esiste, come no. Senza però aver mai visto né visitato il borgo di pescatori che all'epoca si chiamava Santa Maria del Faro e a cui versi si ispiravano. Lo stesso Di Giacomo, tempo dopo, confessò che in realtà lui in quel luogo non c'era mai stato e che si era recato in seguito, constatando addirittura che la finestrella, il garofano e persino la protagonista della canzone, Carolina, erano realmente esistenti e reali. Riguardo alla musica, pare invece che Tosti si offrì con insistenza di musicare quella poesia e che si fosse ispirato alle note che un posteggiatore intonava ogni sera col proprio flauto per esercitarsi prima di esibirsi nei ristoranti. Non so quanti di voi sanno che vuol dire, che cos'è il posteggiatore a Napoli, oltre a quello che fa parcheggiare le macchine. Io lo so. È colui che allieta gli astanti e i clienti di un ristorante di un certo livello, se almeno serviva, perché è una figura che è scomparsa, era molto diffusa nel napoletano, in Sicilia e anche nella capitale. Bravissimo, anche a Roma. Anche a Roma c'era Corrado Amici. Alcuni sono diventati leggendari. Alcuni sono leggendari. E se non sbaglio anche il nostro Nicola ha fatto il posteggiatore. Come no? Per 10 anni. Pure più di 10 anni, con soddisfazione, perché è un'attività che dà la possibilità di esprimersi. Esatto. Tuttora sotto la finestrella di Mare Chiaro vi è una targa commemorativa a forma di pergamena col pentagramma della canzone. E allora vogliamo fare ascoltare questo brano ai nostri ascoltatori, ai nostri spettatori? Che dici, Nico? Certamente. A Mare Chiaro. Ci fanno l'amore, s'arrivata donne del mare, per la priezza cambiano colore, quando spunta la luna a mare chiaro. A mare chiaro in cestana, veresta, a passione piace il sole. Stava sull'acqua per sotto il mondo.
Abbiamo così concluso la prima puntata di questo breve viaggio nella storia della canzone napoletana. Vi aspettiamo per la seconda tappa che vedrà protagoniste altre 3 celeberrime canzoni composte tra il 1893 e il 1902. Volete sapere quali sono? Lo scoprirete solo vedendo il nostro prossimo appuntamento. Ringraziamo il maestro Nicola Franco al pianoforte, il maestro Cristian Pietrosanti, il maestro Nicola Nicoloso E naturalmente il maestro Antonio De Osmundis. e vi diamo appuntamento alla stessa ora e allo stesso canale. Mi raccomando, vogliamo i vostri commenti, i vostri like e condividete il più possibile. Grazie.